Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. Associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura, corruzione e illecita concorrenza aggravate dalla finalità di agevolare Cosa Nostra, scambio elettorale politico-mafioso e traffico illecito di rifiuti. Questi reati al centro di una maxi operazione della Guardia di Finanza Sciacca che ha portato a 7 arresti, tra questi anche l'ex responsabile della Protezione Civile di Agrigento. E di 2 morti il bilancio gravissimo di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Catania in corso Indipendenza, a perdere la vita 2 giovani di 18 e 23 anni che viaggiavano su una moto. Nuova attività stromboliana per l'Etna. Dal pomeriggio di ieri si è assistito ad un progressivo aumento della fase eruttiva con emissioni di ceneri vulcaniche che si stanno disperdendo in direzione sud. E la nuova fase eruttiva del vulcano ha portato in mattinata dirottamenti di voli in arrivo all'aeroporto di Catania. Lo scalo etneo, attraverso i suoi canali ufficiali, ha fatto sapere che l'aeroporto è regolarmente operativo, ma non si escludono ritardi o cancellazioni su alcuni voli. Infine, un 26enne di Adrano, nel catanese, è stato arrestato per violenze nei confronti della moglie. L'uomo avrebbe picchiato più volte la donna, minacciandola addirittura di sfregiarla con dell'acido nel caso in cui avesse denunciato le aggressioni. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.